Dopo 15 lungometraggi, un maestro del cinema italiano come il regista Gianni Amelio è al Lido per presentare il suo primo cortometraggio narrativo, Passatempo, ospite della Settimana Internazionale della Critica a Venezia 76, che racconta la paura dell'odio e il non incontro tra i popoli. Amelio promuove subito la mostra di Venezia a pieni voti. Spero che sia degna delle mostre che ho visto gli anni scorsi, perché mi sono sembrate di alto livello, sia per quanto riguarda i film, sia per quanto riguarda le presenze, che quest'anno vedo più interessanti di prima. Ci sono molti giovani. In Laguna per un passaggio artistico importante della sua carriera. Racconto il non incontro, se vuoi, tra quello che si chiama terzo mondo e il nostro mondo, l'Occidente ricco, opulento, che respinge gli altri, che crea barriere, che chiude i porti, che alza i muri. Il regista è stato un pioniere nel raccontare attraverso il cinema il dramma dei migranti. Io penso tutto quello che ho già detto in un film che forse tu hai visto, che si chiama L'America, che è stato probabilmente il primo film che ha mostrato una nave sul mar Mediterraneo, una nave carica di migranti verso l'Italia, e il titolo era L'America senza l'apostrofo, perché tutti avevano la sensazione che l'Italia fosse veramente il regno della ricchezza, della possibilità di un riscatto dalla loro vita. Non poteva poi mancare un consiglio ai giovani aspiranti registi. Di avere passione, perché la passione è quella che ti fa andare avanti e ti fa superare le difficoltà. Amelio ha ancora molti progetti per la regia di altri film in arrivo. Io ho fatto già un film che sto finendo, l'ho girato, sto finendo, si chiama Hammamet e uscirà con un nuovo anno. Poi ho tanti altri progetti ancora che però non ho. Per la mostra dell'anno prossimo. Non lo so, però lo vedremo l'anno prossimo.